Oggi abbiamo nostro ospite niente meno che il presidente della Rete Golf in Veneto, Umberto Carraro. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Io vorrei con lei una breve, panoramica su quelli che sono concretamente gli sviluppi futuri, i prossimi scenari che si aprono per la Rete Golf in Veneto. Siamo di fronte sicuramente a un momento cruciale, a un cambio di paradigma che sarà il momento in cui verrà veramente collocato sul mercato in una maniera molto, incisiva il prodotto del golf nella nostra stupenda regione, della regione del Veneto. In realtà, proprio in osservanza e seguendo quelli che sono i principi anche dei dettami turistici che provengono dalla regione Veneto e dall'assessorato al turismo del Veneto, il club di prodotto, che è quello che noi oggi siamo e rappresentiamo, devono diventare lo step finale di vendita e di conversione del prodotto. Quindi quello che ci stiamo impegnando a fare, che stiamo facendo efficacemente, è quello di coordinare i golf club, i resort, gli hotel che ci sono sul nostro territorio e che decidono di affidarsi al mondo del golf come potenziale driver di presenze turistiche e di fatturato sul nostro territorio, di fornire degli strumenti molto chiari e molto facili per potersi proporre sul mercato. Quindi sicuramente quelli che sono le cose più normali, più classiche, la presenza di un commerciale, la presenza nelle fiere, la presenza nei canali più old style e più classici, ma anche una grande presenza sul mercato digitale, sull'internet, sui social network, nuovo sito internet, e riusciremo a proporci in una maniera molto efficace per proprio convertire quello che è stato creato in tutto questo tempo, che è l'interesse verso il golf all'interno della nostra regione, per convertirlo in veri flussi turistici, in presenze sul nostro territorio e fatturato per le aziende sia dell'ospitalità ma anche ovviamente del mondo del golf, che è un vero driver per il turismo ormai proprio in chiave mondiale, che sta crescendo sempre più, ed è importante per una regione importante come la regione del Veneto riuscire a presidiare turisticamente anche questo settore. Quindi dal punto di vista del mercato è proprio questo il momento giusto per una sorta di evoluzione 2.0 di quella che è stata e diverrà la Rete Golf in Veneto. Ma certamente, ovviamente anche la partenza dell'anno scorso, la Ryder Cup, tutto quello che riguarda il mondo del golf in questi anni, specialmente in Italia, non può far altro che essere da traino, che essere da mezzo propulsivo per tutte le attività legate al turismo e al mondo del golf. Abbiamo visto ciò che sta succedendo in Italia con il tennis, può risuccedere in chiave XXI secolo anche con il golf, dunque. Beh, è la grande speranza, il fenomeno Sinner speriamo riesca ad arrivare anche nel mondo del golf. In questo momento è difficile forse riuscire a trovare una figura che abbia lo stesso carisma, la stessa capacità di vittorie. In passato, insomma, ci siamo in qualche modo riusciti, ci sono stati dei grandi campioni sotto la nostra bandiera, però insomma adesso nel medio termine speriamo di riuscire a riconvertire e a seguire l'esempio virtuoso del mondo del golf e del tennis. Gli strumenti, i campi, gli scenari, i servizi, l'offerta e la rete ci sono. Sì, ma da un punto di vista proprio turistico io credo che difficilmente si riesca a trovare tanti posti nel mondo migliori dove venire a giocare a golf che venire in Italia, in particolare nel Veneto. Cioè, la vastità dei prodotti che vengono offerti su questo territorio è immensa, non serve neanche stare a spiegarla, ma è evidente che venire a giocare, passare una settimana di golf sul nostro territorio e poter unire tutto quello che la nostra regione offre, dal mare alle montagne, alle città d'arte, la natura, l'enogastronomia, Venezia, Verona, cioè, è eccezionale sia per i giocatori di golf che per gli accompagnatori, quindi sicuramente partiamo molto avvantaggiati. E allora, Presidente, su queste sue parole io le auguro e vi auguro ancora una volta buon lavoro e in bocca al lupo per le prossime sfide che la Rete Golf in Veneto si trova a fronteggiare e sicuramente a vincere.
Grazie mille, crepi il lupo o viva il lupo, ancora non ho capito, ognuno preferisce dire una delle due, insomma, scegliete quella che Vanno bene volete. tutte. Buona giornata, grazie mille.